Pronto, buongiorno, il vice sindaco di Cerano? Buongiorno. Oh, Buongiorno finalmente ci risponde, ho provato a chiamarla stamattina. Stavo lavorando, perché io di lavoro non faccio questo, ovviamente, perché non potrei vivere di questo, ma ho il mio lavoro e stavo lavorando, quindi avevo delle persone, eccetera, e non so, adesso sono un po' più tranquillo. Vice sindaco, noi vogliamo le sue dimissioni, io la chiamo da Napoli. Lei deve uscire dal palazzo del comune di Cerano, ma lei si rende conto di che cosa ha scritto ieri? Ma allora, adesso le dico con molta cautela, ho parlato anche con un suo... non mi dica che ha la nonna della Campania, perché non ci credo. Vabbè. No, non ce l'ho, Okay. guarda. I miei nonni erano pugliesi, quindi nessuna Campagna, erano esattamente di Trani, così le dico. No, ma al di là di questo, allora con molta calma le dico, ho parlato anche tra l'altro con un suo collega, adesso non so se lei è un giornalista, ho parlato con un suo collega della radio, adesso non mi viene il nome della radio, che mi richiamerà a Luna, così che gli dice questa cosa in modo da dare... Allora, il discorso è questo, indubbiamente è stato un'uscita un po' infelice, questo è fuori discussione, tant'è che stamattina... dopo averci dormito su, tra virgolette, come si dice, no? Quindi raffreddato d'accordo, è subito stato rimosso con tanto di scuse per questo termine, perché poi alla fine è quello. Allora, il discorso è questo, la battuta, ripeto, sbagliata e infelice che è stata, e che ci tengo a ribadirlo perché lo riconosco, e quindi era quasi, come ho detto poc'anzi, una battuta, nel senso che io ho preso nell'impeto del momento sportivo di questo, stavo vedendo la partita, ho preso questa cosa del film, tra l'altro bello, anche appena uscito, La mano de Dios, no? E ho fatto questa battuta che voleva quasi essere una battuta, anche se ripeto sbagliatissima nel termine che ho usato, e dicendo altro che la mano de Dios sembra la mano della ecco, non avrei dovuto senta vice sindaco, io mi auguro che lei si dimetta, perché un uomo delle istituzioni deve stare attento alle battute che fa, secondo me. Mi scusi, però siccome io preferivo sentirle dire sono convinto di quello che ho scritto, l'avrei apprezzata di più, le dico la verità. Io avrei preferito sentirmi dire è così, voi siete un paese, una regione di camorristi, l'avrei apprezzata di più. Io con lei non parlo, le passo Angelo Forgione, perché sentire la solita cosa che dite tutti all'indomani delle merdate che buttate su questa città, io personalmente con lei non ci parlo. Se lei mi avesse detto sono convinto che siete camorristi, l'avrei apprezzata di più. Forgione, parlaci tu. Ma non lo penso. Parlaci tu, io con questo non parlo. Dottor Albanese, lei deve rendersi conto. Buongiorno, lei si deve dimettere. Lei è un rappresentante delle istituzioni, è un rappresentante di una piccola comunità che si è permesso di dire che a Napoli le cose si ottengono tramite la camorra. Lei oggi ci viene a dire che era una battuta, ma è troppo facile dire che è una battuta. Questa è la sua forma mentis. Lei quando vede qualcosa di marcio che viene dal sud, da Napoli... Allora, se fosse così, scusi se mi permetto, se fosse una forma mentis, lei avrebbe trovato altre, mie uscite, prese di posizione, eccetera, che dimostrano questa forma mentis. Non ne troverà mai. Io ho trovato altre sue uscite che riguardano manganellate. Quindi altre situazioni in cui lei si è trovato in qualche tempesta mediatica, venendo da un piccolo paesino di 7.000 abitanti neanche. Ma io dico, lei ha la sua attività, stamattina stava lavorando, si dedichi alla sua attività, non faccia il rappresentante delle istituzioni, non lo può fare. Se scrive certe cose in pubblico, Angelo, lei deve avere il coraggio di dimettersi, perché non può rappresentare le 6.500 persone del suo paese. Angelo, facciamo rispondere il vice sindaco, prego, Alessandro Albanese. Grazie signor. Guardi, questo intanto sul discorso che faceva l'ultima parte del discorso, di mettere, non si mette, eccetera, io valuterò con il mio sindaco e con gli altri molto serenamente, quindi su questo. Invece le stavo dicendo, per quanto riguarda il resto, la parte prima, purtroppo è stata un'uscita che ho riconosciuto e riconosco essere sbagliata. Io non penso, perché non c'è scritto quello, non penso che sia come ha detto il suo collega poc'anzi. Adesso scusi, ma prego, i nomi li perdo un attimo. Mi rendo conto, prego. Esatto, nella confusione.
non penso che sia una città, come ha detto lui, o addirittura una regione, ma figuriamoci, tra l'altro con posti bellissimi che ho visto e che vedrei ancora volentieri, di camorristi piuttosto che quello che ha detto, insomma adesso non ricordo neanche bene le parole che ha usato. Non lo penso, non è quello. È stato. Ma lei adesso può dire che non lo pensa, ma l'ha scritto. E siccome lei è un rappresentante delle istituzioni... Allora, facciamo una cosa, mi scusi Vice Sindaco, perché abbiamo dei tempi molto ristretti. Noi ci sembra chiaro il suo pensiero e onestamente ce lo immaginavamo, perché insomma si renderà conto che è stato davvero uno scivolone molto pesante, quindi ci permetterà anche un po', perché ci sentiamo abbastanza assolutamente, ma avete tutte le ragioni. Io mica sto dicendo non avete ragione ad essere arrabbiati. Io la ringrazio, ovviamente attenderemo quali saranno gli sviluppi di questa vicenda e continueremo a parlarne. Grazie mille.